Smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Parole, parole, parole. Ascoltami. Va ora in onda Parlando Liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Parole, parole tra... Parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Buongiorno a tutti e bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi Oara Borselli, firma del giornale, opinionista televisiva e voce oggettivamente controcorrente del dibattito, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Oara? Ci sono. Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito. Figurati, benvenuta a Radio Libertà. Grazie. Senti, io volevo iniziare con te questa chiacchierata chiedendoti questo, no? Volevo chiederti come ti senti, diciamo, da donna italiana, europea, occidentale, sapendo che in un paese confinante col nostro, in uno dei paesi più importanti storicamente, economicamente, culturalmente dell'Europa, diciamo, ha vinto le elezioni o diciamo il primo dei non vincitori, perché poi quello è, ma comunque insomma ha trionfato un blocco di estrema sinistra che è stato in campagna elettorale palesemente appoggiato da associazioni islamiste vicino ai fratelli musulmani, per esempio. Un gruppo, do questo elemento di cronaca ai nostri ascoltatori perché lo giudico molto interessante, un gruppo che Charlie Hebdo, che credo abbia qualche titolo per parlare, ha definito appartenente alla Gauche Allah Akbar. Questo secondo Charlie Hebdo, focalizziamo. E quindi insomma, come ti senti anche non solo da donna, ma anche da donna, a sapere che ha vinto un gruppo gauchista filo-islamista a pochi chilometri da qui? Io non posso che essere preoccupata, sono preoccupata, lo dico sia da donna e anche e soprattutto da europea, perché ricordiamo che noi stiamo parlando della Francia, cioè la Francia è il paese della civiltà, il paese dei lumi, il paese, se vogliamo, della libertà, e tu mi metti una parola che è Islam, che è l'assoluta negazione della libertà. Cioè noi quello che abbiamo visto è che per opporsi alla possibile vittoria di una leader di destra, parliamo della Le Pen, quindi parliamo di una donna liberale, una donna moderata, si è messo in piedi un'alleanza, no? Che se tu la vai a vedere, no? Macroniani comunisti, e si sono rivolti proprio agli islamici per vincere l'elezione, cioè hanno fatto un appello tendenzialmente a loro. E io come mi sento? Io sono una donna che sono terrorizzata, cioè dalla cultura islamista è un terrore, è terribile per le donne, è un inferno. Cioè ora noi rischiamo che anziché riuscire noi a trasmettere alle donne ovviamente arabe i principi della modernità, della parità, no? Se ne parla tanto, tra maschi e femmine, e cercare di emanciparli, sono loro gli islamici ad imporci le leggi, i costumi, le abitudini, cioè succede, no? Quella che quando dici il mondo al contrario, poi abbiamo voglia di criticare Vannaci, però è questo, cioè praticamente oggi la sinistra cosa ci dice? Ci dice che è politicamente scorretto proibire ai musulmani ad esempio i loro costumi, no? Però se il loro costume è quello di tenere la donna schiava, voglio dire, e questo però se tu lo dici sei politicamente scorretto, non va bene, addirittura tu ti appelli a loro per cercare di contrastare e di vincere delle elezioni, cioè è una cosa folle. Veramente da questo punto di vista è terrorizzante questa situazione per me. Indubbiamente. Tra l'altro a me ha colpito anche le immagini della festa, no? Sì. Che poi tra l'altro alle quali sono seguite immagini anche di violenza, perché nonostante avessero vinto un gruppo di estremisti, diciamo, ha voluto comunque fare casino. Ma dal punto di vista simbolico però,
è stato molto significativo in negativo, secondo me, vedere per esempio Place de la République piena di bandiere. Tu dirai tricolori francesi, no, di bandiere palestinesi, Sì, ma a vista d'occhio sì. era piena, forse c'era un tricolore per sbaglio che qualcuno distrattamente si è lasciato sfuggire, ma come dire, si sta avverando la sottomissione di Olbeck addirittura, cioè siamo in prossimità di quella cosa lì? Guarda, quella piazza faceva paura. Ti ricordi, eravamo in trasmissione insieme quando vedevamo le immagini e non ci capacitavamo del fatto di dire ma come scendono in piazza a protestare? Noi erano scesi in piazza per protestare contro la Le Pen ha perso, nonostante ciò protestavano. Ma quelle bandiere, cioè, sembrava di stare in un paese arabo. Cioè, quelle immagini ci riportavano non alle immagini della Francia, cioè in quella piazza c'era, dal mio punto di vista, la rinuncia da parte della sinistra francese di riconoscersi nella Francia. Quella piazza lì era l'anti-Francia per eccellenza, si era trasformata nella Palestina, nell'Islam, in Hamas. Cioè quando sventolano e dicono noi sventoliamo le bandiere palestinesi, io non ci sto a questa narrazione, no, quelle sono le bandiere di Hamas, cioè loro sventolavano felici, no? Li vedevi tutti, no? Con quest'aria, cioè le bandiere, voglio dire, che hanno guidato il pogrom del 7 ottobre, cioè senza il minimo dubbio, lo fanno così in maniera così aperta, festante, e questo fa paura, cioè io credo che bisogna fare una riflessione su a che punto sia arrivata la battaglia politica, cioè a quale punto di inconsistenza è arrivata, anche e soprattutto parliamo della Francia, quindi della sinistra francese, cioè i Propal sembrano un po' come i nostri Notav, cioè non so, un'assenza di coscienza civica, di cultura politica, perché tu stai inneggiando a un qualcosa che, ti dico la verità Giovanni, io credo che non abbiano nemmeno coscienza di quello che stanno facendo, perché ti ripeto, dietro questo Propal nessuno riesce a convincermi del fatto che questi stiano inneggiando a dei terroristi. Quindi un paese libero come la Francia, tu non puoi immaginare che sia contaminato invece da queste manifestazioni contro il terrorismo, e sappiamo che la Francia è un paese che lo vive sulla propria pelle il terrorismo anche molto molto spesso, quindi questa per me è assoluta follia. Sì, diciamo che potrebbero essere addirittura utili idioti del fondamentalismo, il che è peggio, perché vuol dire che sono meri strumenti, diciamo. Tra l'altro, a valorare quello che dici, una delle primissime cose che ha detto Mélenchon non è stata, come dire, un'osservazione sulle condizioni della classe lavoratrice francese, le riforme che ha in mente, peraltro le riforme che ha in mente sono agghiaccianti, sono cose da socialismo reale, ma ha detto che lui riconoscerebbe subito lo Stato di Palestina, che oggettivamente oggi è come riconoscere Hamas, cioè una questione fattuale, quindi questo conferma quello che... Ma volevo chiedere, tutto questo è avvenuto anche, se non soprattutto, perché lo schema basilare delle elezioni francesi è stato lo schema un po' tutti contro uno, anzi tutti contro una, diciamo, cosa che ha rivendicato anche Macron l'altro giorno in una lettera ai francesi, spiegando che si vuole andare verso un governo di compromesso che tenga fuori le forze estreme, che è sempre comunque il Rassemblement National. Non si capisce perché è sempre estremo, mentre invece chi, come dire, tifa il burka o tifa addirittura Hamas non è estremo. Comunque questo schema tutti contro una mi fa sorridere, diciamo, che sono un gruppo di uomini contro una leader donna, però questa cosa non è che abbia, come dire, suscitato l'attenzione delle femministe nostrane, ecco. Allora, questo tutti contro uno, che è stato estremamente palese, io credo che sia l'assoluta negazione di quella che è la complessità della politica, cioè la negazione delle strategie di lunga durata, la negazione degli ideali, la negazione dei programmi. Ora, che idea è, che strategia è? Proibiamo alla Le Pen di governare, perché poi tendenzialmente questo si è fatto, no? Cioè, oggi abbiamo Mélenchon che urla contro Macron e l'accusa addirittura di un colpo di mano. Ma scusa, io mi chiedo, ma prima non lo sapeva, allora cosa sono? Gli elettori sono stati truffati? Cioè la parola fronte, quando l'hanno messa insieme, vuol dire tutti insieme. Bene, ma che fronte era, ci chiediamo. Oggi chiaramente sono tutti divisi, era fondato questo fronte, voglio dire, su nulla
in comune sulla difesa, io lo chiamo la difesa dei privilegi, no? Cioè mettiamoci tutti insieme, non abbiamo un punto in comune, non abbiamo un programma, sappiamo perfettamente che non dal giorno dopo, dal minuto dopo siamo totalmente divisi, perché lo sono su tutto, però l'importante è proibiamo alla Le Pen di governare. Io credo che questo qui sia da una parte proprio l'antipolitica per eccellenza, che però voglio dire è lecita, si può fare, però voglio dire va contro, no? Poi anche si parla tanto di dire agli elettori c'è l'astensionismo, non credono più nella politica. Beh, noi continuiamo a dare dimostrazioni rispetto al fatto che poi un elettore dice ma io vado a votare, ma cosa voto? Cioè per chi voto se poi tra 5 minuti io mi trovo un qualcosa totalmente differente. Però io credo che questo succeda sempre quando si affaccia sempre una figura nuova, no? Una figura nuova come può essere quella della Le Pen. Allora tu vedi i vecchi, tra virgolette, in termini politici, cioè si uniscono, si irrigidiscono. Perché? È perché hanno paura di perdere il potere, di perdere lo status quo, di perdere i privilegi, le abitudini, i diritti, no, che hanno acquisito. Un po', Giovanni, mi viene in mente quello che era successo all'inizio nel 94, quando all'improvviso, ti ricordi, quando è sceso in politica Berlusconi, no? Tutti insieme si erano messi, democristiani, comunisti, qualche socialista repubblicano ha detto fermiamo, no, attenti, diceva arriva l'estraneo, erano tutti terrorizzati, però in quel caso quella volta non riuscirono a vincere, in questo caso sì, però c'è questa tendenza, la Le Pen è vista come una figura nuova, usando poi lo slogan fascista e tutto quello che sappiamo per tenerla alla porta, cioè hanno paura di perdere quello che hanno e quindi si mettono anche con questa mettiamoci tutti insieme, non abbiamo un'idea, non esiste politica, non esiste programma, non esiste nulla, l'importante è fermare la sua avanzata. L'assenza assoluta, la negazione della politica dal mio punto di vista. Sì, sembrano quasi la sinistra italiana, diciamo, come giustamente ricordavi tu. Sì, c'è questa, sì, certo, chiaro. Abbiamo visto, cioè lo vediamo, cioè questo è proprio un atteggiamento, no? Un atteggiamento che c'è, non importa quello che siamo, quello che pensiamo, l'importante è che la Meloni, una cosa, poi noi invece in questo caso forse siamo, come ho detto io anche, là c'è forse fortunatamente meno ideologia radicata nel nostro paese, tale per cui siamo riusciti a scardinare quel muro e dire ok, noi la destra non ci fa paura, noi va bene il nuovo, va bene, proviamo, quindi siamo da questo punto di vista un passo avanti ai francesi. Sì, indubbiamente, e buona parte del merito è anche appunto a quel signore, a quel cavaliere che hanno appena intitolato un aeroporto, diciamo con gran mal di pancia di tutti, o di molti. Mal di pancia, sì, mal di pancia, perché non se ne fanno una ragione, addirittura abbiamo sentito dire perché non si può titolare Berlusconi perché è divisivo, ma mi volete dire nella storia quale personaggio capoduto, voglio dire, di una tale notorietà non sia un personaggio divisivo? C'è in Francia l'aeroporto Charles de Gaulle, ma de Gaulle in Francia è stato o non è stato divisivo? No, perché io voglio chiedere, cioè chi non è divisivo, chiunque raggiunge delle vette o comunque fa qualcosa, come Berlusconi ha fatto, ma non qualcosa, dire qualcosa è riduttivo, è un personaggio divisivo, ma è la spiegazione. Cioè la sinistra, se ci fai caso Giovanni, ogni cosa quando non la voglio, no, questa la via la Fallaci non la voglio perché è divisiva, no, questo no perché è divisiva. È un termine che utilizzano perché evidentemente insomma non ne hanno altri per dire divisivo. Tu trovi una persona che abbia una notorietà che metta d'accordo tutti. Cioè non ce n'è, non esiste, addirittura lo stesso Padre Pio, voglio dire, stava per essere scomunicato da Giovanni XXIII, parliamo di Padre Pio e noi ci vogliamo mettere in testa che per titolare un aeroporto dobbiamo trovare una persona che piaccia a tutti. Credo che sia proprio una fantascienza questa. No, un controsenso. Chi ha delle idee è divisivo in quanto tale. Tra l'altro noi parliamo da un paese che ha delle vie Lenin. A Torino, che è la quarta città del paese, c'è una via Unione Sovietica. Cioè io mi riconosco zero in una via Unione Sovietica. È come se ci fosse una via Terzo Reich. Però io credo che anche te tu non ti saresti mai contrapposto. No, anche perché impiego meglio il mio tempo, diciamo, fondamentalmente. Anch'io, bravissima, esattamente, stessa cosa. Ma no, volevo tornare un secondo perché la campagna elettorale, diciamo, isterica che hai descritto tu in Francia ha avuto un acme, cioè una volta, voglio dire, la gauche francese aveva come riferimenti, che so, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, cioè non miei riferimenti intellettuali, ma quantomeno intellettuali. Invece l'acme, diciamo, narrativo della gauche è stato questo rap
si sono messi in 20 rapper a scrivere, cioè 20 menti per scrivere questa opera che passerà agli annali, e io cito solo le parti, diciamo, più citabili. In questo rap definivano Marine e Marion Le Pen due cagne da bastonare. Io non, tu hai sentito una femminista come dire, alzarsi indignata di fronte a queste due donne definite cagne da bastonare? Scusa Giovanni, mi viene da dire, io mi sarei meravigliata del contrario. Io mi sarei meravigliata se avessi visto delle femministe scendere in piazza. Noi sappiamo benissimo che quando tu attacchi una donna di sinistra arrivano le truppe camellate, tutti in piazza. Tu una donna di destra la puoi insultare, la puoi dileggiare, lo vediamo con la Meloni, qualunque cosa abbiano fatto a Giorgia Meloni, perché siamo nel nostro recinto, no? E le hanno detto le peggio cose, non hanno fatto un plissé, cioè le femministe perdono la parola, le femministe a quel punto perdono la voce, si nascondono, diventano timide, diventano silenziose. Se tu soltanto ti permetti di dire, insomma, la giacca della Shine secondo me non stava col pantalone, ecco, questo è body shaming, sei una testita, e scendono tutte quante. Per definizione, la donna di destra può essere, dalle femministe ovviamente che si riconoscono, alla donna di destra tu puoi fare qualunque cosa, ma ne abbiamo esempi in tutti i campi, non soltanto in politica, lo vediamo nel campo del giornalismo, lo vediamo in qualunque ambito, nell'ambito culturale. Per definizione, se tu sei di destra non hai la protezione del femminismo. È un femminismo a senso unico, di solito il femminismo, almeno così mi hanno insegnato, dovrebbe abbracciare tutte le donne, no? Al di sopra di ogni ideologia, donna in quanto tale, non donna per come la pensi o comunque per quale affinità politica tu sia. Però no, invece così arriva la distinzione, donne di serie A e donne di serie B. Le donne di serie A, ovviamente le donne di sinistra, quelle che fanno parte dell'intelligenza, le politiche di sinistra, che sono sempre quelle giuste, quelle dalla parte giusta, meritano di essere difese. E le donne di destra se la devono cavare da sole, noi non ci siamo, ci ritiriamo, vanno come gli struzzi sotto la sabbia e silenzio. Quindi non mi meraviglia che gli attacchi ferocissimi, e tu hai citato soltanto, voglio dire, un pezzetto di quei... C'era di peggio, c'era anche di peggio. Bravissimo, c'era molto di peggio, ma sarebbe bastato molto meno per far scattare dalle sedie le nostre femministe che già sarebbero state pronte a scendere in piazza. Invece si può dire qualunque cosa, ma è proprio questa qui una deriva al classico, no? La doppia morale, il doppio pesismo. La donna di destra per definizione la può insultare, perché tanto se la insulti quella di destra è una boutade, è una battuta, ci possiamo ridere sopra, quella di sinistra non la puoi toccare, lesa maestà. Ma senti, ma ti è capitato anche nella tua esperienza personale, diciamo, di imbatterti in questo doppio pesismo? A me è capitato spesso sinceramente di imbattermi in questo doppio pesismo, che io ritengo essere proprio nel DNA della sinistra, cioè fa parte proprio della strategia politica e del pensiero della sinistra. Io sono una persona, che lo sai Giovanni, non ho mai fatto mistero di quella che poteva essere la mia ideologia politica o comunque il mio pensiero ho sempre rivendicato con grande, ma posso dire anche personalmente con grande orgoglio, il mio senso di libertà, di dire quello che penso, anche andare, non sono mai stata alla ricerca di applausi e consensi, e anzi, tra virgolette, mi sono sempre messa dalla parte quella che è sempre stata definita scomoda, no? Che è quella un po' più difficile. Quindi personalmente sì, cioè io non sono stata trattata dal grande mondo degli intellettuali come vengono trattate le donne di sinistra, con tutti i benvenuti del caso, cioè io ho dovuto sicuramente, e devo tuttora, combattere un po' di più con le unghie, con i denti, perché per definizione una donna che si definisce di destra, che puoi essere una giornalista, sei sempre una ignorante, sei meno capace, sei una persona comunque meno brava. Se tu ti definisci di sinistra, automaticamente c'hai la licenza e la patente di essere una persona che già ha dei titoli. Di destra quasi si stupiscono, dicono perché questo scrive sul giornale, insomma, per quale motivo, quale titolo ha, poi addirittura non è capace, non è brava, e quindi però questa, io ti dico la verità, non l'ho mai visto come un limite il fatto di essere estremamente contrastata ed essere messa alla prova di continuo. L'ho sempre trovata come grande stimolo, e anzi, devo dirti la sincera verità, mi
mi carica ancora di più. Voi continuate a fare, continuate a scrivere, ritenete che io non sia in grado, sono una donna di destra, poverina, incapace, benissimo, fate voi, io vado avanti per la mia strada, ma sicuramente non mi piego alle vostre idee, non mi interessa, cioè proprio non mi interessa, vado dritto per dritto, però sicuramente c'è questo doppiopesismo, indubbiamente, ma in tutti i campi, al di là proprio mio personale, lo vedo proprio già una connotazione quando sei messa non dalla parte, no, della gente che piace, sappiamo quale essere, che non è quella, e allora già vieni vista con un occhio, qui c'è qualcosa che non va, perché questa lì non ci dovrebbe stare, è così. Certo, Io, guarda, su questo devo dire una cosa, ed è uno dei motivi per cui io stimo molto, devo essere, ma non è questa plageria politica, non è niente, però cioè, io credo che veramente Giorgia Meloni abbia scalato da questo punto di vista una montagna, cioè l'ha proprio scalata una montagna, perché io mi rendo conto che la fatica che deve aver fatto per conquistarsi lo spazio e il ruolo che oggi ha è stata una fatica di una donna che veramente dritta per dritta, senza proprio nemmeno niente, lì non ti deve scalfire nulla, però sicuramente è più faticoso. E il messaggio che da lei, da donna di destra, ad essere riuscita per la prima volta, quindi scalzando tutte quelle donne di sinistra, per noi è è stata una rappresentazione straordinaria, e anche in quel caso ovviamente le femministe erano nascoste, cioè invece di scendere tutte in piazza festanti a dire finalmente, no, abbiamo sempre chiesto la donna in un ruolo apicale, finalmente lei rappresenta queste conquiste, che no, niente, hanno perso la voce anche in quel caso, addirittura sono arrivate a dire donna, ma non è tanto donna, guardiamola bene, perché di donna ci abbiamo poco, pur di non riconoscerle quel merito. Rintanate. Facciamo una pausa solo di 30 secondi, ma torniamo subito con Oara Borselli. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Bentornati a Parlando Liberamente, siamo sempre collegati con Oara Borselli, e mentre parlavi pensavo che non c'è solo il caso Meloni, che ovviamente per noi è clamoroso perché è recente, riguarda il nostro paese, e non abbiamo visto nessuna celebrazione per la rottura del famoso tetto di cristallo, che evidentemente andava rotto da sinistra. Se lo rompi da destra, come dire, non vale, chiedono il VAR femminista, non so cosa possano fare, però pensavo che è un po' una cosa ricorrente, cioè delle grandi leadership femminili in realtà sono appartenute alla storia della destra europea occidentale, cioè si pensa a Margaret Thatcher per esempio, o più avanti anche Angela Merkel non era sicuramente una donna di sinistra, non è il mio ideale di centrodestra e ho un'opinione negativa del bilancio complessivo della sua stagione, però non era una leader banale e sicuramente non era una leader di sinistra. Oggi Marine Le Pen, il caso Meloni, cioè come mai a sinistra si fa retorica femminista e poi a destra nascono leadership anche diverse tra loro ma femminili? Come si spiega questa apparente contraddizione? Allora, guarda, io credo questa. Io ritengo che le donne, allora, la destra tendenzialmente ama la novità e la sinistra è terrorizzata dalla novità. Cioè io credo che questo sia stato sempre così in tutti i campi, no? Anche nel campo intellettuale, nel campo della cultura. Chi prova a sostituire, tra virgolette, no, il vecchio viene bastonato. Ora, io non mi trovo molto d'accordo oggi, no, quei politologi che in genere dicono che la destra è conservatrice e la sinistra è progressista. Io credo che non sia più così da molto tempo, no? La destra ritengo invece essere, ma questo in tutti i paesi, innovativa, vuole la modernità. La sinistra, no, si chiude in se stessa e si difende, cioè la sinistra è Biden, la destra è Trump, per capirci un attimo così. E questo perché? Perché la destra tendenzialmente ama la libertà, questo è ama la libertà, la sinistra la teme. Oggi se sei una liberale, no, tu guardi avanti, non guardi indietro, e la destra ama il progresso, quindi arrivano queste donne che rompono nella scena politica e vogliono scardinare
quello che è un sistema radicato e automaticamente, dico donne perché mi hai fatto ovviamente esempio in questo caso qua, donne di destra arrivano e no, attenzione, qui c'è uno status quo che noi non lo possiamo toccare, quindi non vanno bene. Cioè, un esempio la destra vede Giorgia Meloni, no? Si incuriosisce, la vuole sperimentare, la apprezza. La sinistra cosa fa? La vede come il demonio, come la Francia con la Le Pen, vede la Le Pen, arriva la destra, no, attenzione, arriva il male assoluto, dobbiamo fermarlo. E il fatto poi che tu sia una donna e viene vista come una esasperazione, un peggioramento proprio del suo essere di destra. Quindi sono due elementi che chiaramente vanno in contrasto. Guarda, a me aveva colpito molto quando Elly Schlein disse insomma, che la donna, la Meloni non era una donna ma non era femminista, no? E io mi sono fatta delle domande, dice, ma cosa ha voluto dire quando dice... E cosa ha voluto dire? Perché io non l'ho capito esattamente. Guarda, io innanzitutto una cosa l'ho capita, che credo che la Schlein purtroppo delle donne non abbia capito quasi nulla, cioè e neanche del femminismo di per sé, perché se tu dici una cosa del genere vuol dire che tu non l'hai capito, perché quando tu hai davanti una donna, come dici te, che rompe quel tetto di cristallo, che diventa leader, che ricopre il ruolo apicale, invece di vederla come l'assoluta conquista di tutte le donne e come il trionfo in assoluto del femminismo, e mi dici che comunque lei non rappresenta quel femminismo, o non hai capito nulla di donne, non hai capito nulla di femminismo, perché c'è una contraddizione in essere che non sta in piedi. Cioè chiunque usi la logica lo capisce, cioè la Meloni che comanda è un successo delle donne e non capire questo io lo ritengo anche abbastanza grave, cioè ma noi ora al di là di tutto, ma l'immagine di Giorgia Meloni, no? Quando il mese scorso era andata ovviamente, no? Che era insieme ai grandi potenti, tu la vedevi, cioè emanava quella sorta di potere, di forza, cioè noi donne, noi tutte donne, ma io credo che in questo destra, sinistra, centro, per un attimo abbandonando l'ideologia, guardando come immagine, dici, signore, e qui abbiamo fatto dei passi da giganti, cioè il femminismo non sono le desinenze, il femminismo non sono le vocali, il femminismo non è avvocata, perché se noi ci fermiamo e ci limitiamo a quello, vuol dire che non abbiamo capito nulla. Il femminismo è lotta, il femminismo è conquista, il femminismo è riuscire a raggiungere degli obiettivi che magari fino a un momento prima pensavi che fossero inarrivabili, e quando noi abbiamo una rappresentante donna che scala la vetta e arriva a toccare quel vertice e noi siamo in grado di dire non rappresenta il femminismo, signore no, allora qui c'è qualcosa che non va, cioè, allora mi ritengo più femminista io, che detesto poi questo termine, perché guardo, cioè io ti faccio un esempio, nonostante la mia ideologia, io sono fortemente affascinata e grata a quelle donne di sinistra che veramente hanno, con il loro femminismo, con le loro battaglie, hanno portato delle conquiste straordinarie delle donne. Non per ideologia io dico no, però non erano tanto donne, cioè riesco, se si riuscisse anche la Schlein a staccarsi un attimo da questa cecità ideologica e guardare oltre, noi in questi 2 anni, con questa elezione, abbiamo sfondato, noi siamo in Europa, l'unico paese che ha una donna leader, capo del governo, lo ha dimostrato anche con le elezioni in Francia, la Meloni è l'unica donna e noi siamo in Italia, allora possiamo tutte insieme dire noi donne, da noi veramente il femminismo ha un senso reale ed è questo? Oppure dobbiamo continuare nell'ipocrisia e a metterci a battagliare che se tu mi chiami assessora io mi offendo e vado a fare le manifestazioni in piazza? Io le avrei volute vedere al 23 di settembre, dopo che c'è stata l'elezione della Meloni, tutte le donne in piazza con un cartello unico, finalmente ce l'abbiamo fatta, e questo non si è visto.
Probabilmente il problema sta in quell'ismo, no? Cioè, ormai la questione Beh, femminile ridotta a femminismo è diventata un santino ideologico, per cui poi davvero una donna, se non esattamente. aderisce al santino, non è donna, cioè siamo in prossimità di controsensi anche biologici. Ma a proposito Assolutamente. di controsensi, volevo chiederti, stando su Ellie Schlein, che recentemente abbiamo visto ballare scatenata sul carro del Gay Pride Sì, legittimamente, no? Però mentre lei era sul carro del Gay Pride, cioè, mi sembra che si scordi o fa finta di scordarsi o ignora che sotto nella pancia del partito è piena di persone che espressamente, come dirti, sostanzialmente replicano le parole d'ordine di Hamas. Cioè, no? certo. Che danno sponda a quell'islamismo lì sempre in bilico sull'antisemitismo. Ricordiamo che a dei conveni del PD è intervenuta questa scrittrice Parodi che come dire, Sì, delira contro Israele, ma contro gli ebrei prima ancora che contro Israele, no? Allora, cioè, la domanda sì, è sì. come si fa a stare sul carro del Gay Pride e anche a dare sponda alle istanze di Hamas? Cioè, lo sanno, come dire, l'approccio che ha, tu pensa se parlare di diritti LGBT con un caporione di Hamas, cioè si rendono conto di cosa Sì. succederebbe? Guarda, io credo che si possa essere per il Gay Pride e per Hamas una condizione. Si può, è come se si può. Se tu cancelli i valori. Se tu cancelli i valori, automaticamente puoi stare ai Gay Pride e sventolare e inneggiare ad Hamas. Cioè tu se li hai invece quelli difficilmente anche solo lo puoi concepire perché è una contraddizione in essere. Cioè tu stai inneggiando ad un paese dove un omosessuale, parli di diritti, non ha un solo diritto. Tu stai inneggiando un paese dove gli omosessuali, se gli va bene, vengono imprigionati e se gli va male vengono impiccati. Di questo stiamo parlando. E tu sventoli apertamente queste bandiere e stai sostenendo e appoggiando la tua negazione, cioè tu ci vengono a massacrare, a martoriare, a dirci che noi non siamo inclusivi, non siamo per i diritti, perché noi maltrattiamo gli omosessuali, ci hanno massacrati e ci continuano a massacrare e poi vai ad inneggiare dove c'è un sistema culturale retrogrado, tutto quello che vuoi, dove un omosessuale che gira per strada mano nella mano, semplicemente questo, io non so che fine tu faccia. Ecco l'assenza dei valori, ecco l'ideologia che è scollata dalla realtà. Io sono di sinistra, quindi per essere di sinistra, per stare dalla parte del giusto e per stare quindi dalla parte della gente che piace, devo stare pro-Pal, devo inneggiare ad Hamas, perché se no sono di sinistra, quindi questo non mi interessa, mi ammazzano, mi uccidono in quel paese, non importa, io lo devo sventolare. Ecco l'ideologia, la differenza tra ideologia, pensieri e valori, sono due cose all'antitesi, quindi ti dico la verità, non mi stupisce quando io alla manifestazione dei Pride ho visto le bandiere della Palestina, ho detto si sono riconosciuti per quello che sono, non mi ha stupito, non ho detto Dio, ma che sono impazziti, mi sarei stupita del contrario, perché è un coacervo ideologico senza un briciolo di valore. La politica a sinistra è diventato questo, mettiamoci tutti insieme, vedi, torniamo, facciamo una cozzata, va bene, sventoliamo le bandiere, chi se ne frega, si ci ammazzano, non hanno diritti, l'importante è da noi che andiamo a lottare per la legge Zan, l'importante è che non mi chiami gay, l'importante è che tu non dica che il sesso lo determina la biologia e non la percezione, non lo devi dire perché sennò succede come quell'insegnante irlandese, io tra l'altro ne hanno parlato pochissimo, che ha fatto 4 giorni di carcere per non aver usato un pronome al femminile per chiamare un suo studente transgender, 4 giorni di carcere. Incredibile, in Europa, incredibile. In Europa, sì, parliamo in Irlanda, tolto, non può più insegnare un insegnante irlandese, questo è chiamato perché dice sul registro, per me è un maschio, lui tra l'altro conviene del fatto, è una sua idea, poi si può essere d'accordo o meno, per me nasci maschio, io ti chiamo come se fossi un maschio, non come tu ti percepisci, che hai fatto 4 giorni di carcere, quindi gli omosessuali o comunque tutta la collettività dei gay ci stanno, no? Si sono battuti, la legge Zan, perché mi devi chiamare in questo modo, no? Mi devi chiamare così, e non ridiscono quando vedono, ovviamente loro, che poi sono loro stessi, che vanno in piazza e dicono viva la Palestina, viva dove
ci sono i paesi che gli omosessuali li ammazzano. Ma allora di che? Cioè, tu capisci che noi stiamo discutendo di qualcosa che non ha una logica, cioè non c'è proprio una logica. Mancano i valori, manca tutto. Quindi non mi stupisce, ti garantisco, credimi Giovanni, che io mi sarei stupita del contrario. E invece mi hanno felicemente sorpreso di non essere cambiati di una virgola, quindi va bene così. No, guarda, capisco talmente tanto la tua diagnosi che però mi viene da chiederti, ci sono anche, secondo me almeno, cioè delle colpe del fronte della destra, se vogliamo chiamarlo così. Ma cosa intendo io? Cioè, secondo me non c'è un'adeguata consapevolezza spesso della posta in gioco e della battaglia culturale da fare, cioè non è sempre chiaro che a essere nel mirino di questa ideologia folle, contraddittoria, anti-occidentale è appunto la civiltà occidentale per come l'abbiamo conosciuta, direi addirittura nei secoli. Cioè a volte è una destra un po' troppo poco fallaciana, no? Cioè la Fallaci aveva percezione di questa vera e propria emergenza storica e della necessità di essere all'altezza e di combattere militarmente ma anche culturalmente questa battaglia. A volte secondo me manca un po' questa... Siamo troppo timidi in questo, a volte, no? Cioè, sì. siamo meno combattivi, si entra troppo poco a gamba tesa. Beh, tu hai nominato chiaramente la Fallaci, la Fallaci ce l'aveva già detto, la Fallaci, un po' come Orwell quando ovviamente nel 49 aveva già visto quello che sarebbe successo, no? Quando parlava dell'84 nel suo, no? Vedeva già, e la Fallaci questo, quando dice l'Euradia della Fallaci, è quello che si sta verificando. Dice, signori, attenzione, perché saremo noi, invece di imporre noi la nostra cultura su di loro, saranno loro ad imporre, ed è quello che si sta verificando, perché quando noi abdichiamo, e siamo anche noi in Italia a farlo, quindi siamo una cultura occidentale, io convengo con te assolutamente nella tua analisi, ad accettare che, ti ripeto, si chiuda una scuola per festeggiare un Ramadan o tutte le altre derive veramente crocifissi, le cose che sembrano stupidaggini ma non sono dei segnali fortissimi che ci dicono, signori, stiamo arretrando, invece di progredire e dire benissimo, ci deve essere una convivenza, una coabitazione, benissimo, per me la tua cultura mi fa schifo. Io non la voglio la tua cultura è quella che mette le donne nel recinto. La tua cultura è quella di sottomissione, la tua cultura è quella che porta le donne a camminare 10 metri dietro l'uomo, la tua cultura è quella che vuole la donna coperta con, il sudario dalla testa ai piedi e deve stare lì sottomessa alla cultura patriarcale. Noi fortunatamente siamo un paese, nonostante continuino a gridare al patriarcato, che noi non siamo una cultura patriarcale, noi abbiamo superato questo step. E noi cosa facciamo? Invece di andare avanti e rivendicare le nostre battaglie, le nostre conquiste, ci facciamo sottomettere per interessi, perché poi anche questo, perché anche la Francia si è appoggiata a 7 milioni di musulmani, di islamici. Cosa non sono stati? Sono stati un bacino di voti straordinario per la Francia, si sono appellati a loro. E da noi rischiamo di dover abdicare la nostra cultura, le nostre tradizioni, le nostre conquiste, il nostro progresso per una mera convenienza politica. È una cosa aberrante. Io credo veramente che la Fallaci, che purtroppo come lei ci dovrebbe, combattiva come state, che cercano di contrastare in tutti i modi, io credo che oggi veramente si avvelenerebbe il sangue vedendo quello che sta succedendo. E così io credo che lei ci stia guardando dall'alto e dice, è quello che vi avevo detto, cioè si sta facendo un sorriso amaro nel dire, si sta verificando perfettamente quella che era la mia profezia. Sì, diciamo che forse per darci un tono sul finale, forse la nostra speranza è a novembre, la nostra speranza con tutti i difetti, le sbavature che può avere si chiama Donald Trump. 5 novembre. È quello, perché insomma il futuro del mondo libero si decide ancora a Washington e quindi per fortuna dico io, perché se si decidesse a Bruxelles non saremmo messi bene, e forse la nostra vera speranza si chiama Donald Trump, via. Assolutamente sì, e in questo io sono d'accordissimo con te, cercando di far sì veramente che il mondo capisca che è arrivato un attimo il momento, ci deve essere un punto di svolta, perché sennò la deriva diventa inarrestabile e questa deriva inarrestabile la pagheremo sulla pelle tutti noi. Quindi io sono d'accordo con te, siamo tutti fiduciosi, speriamo insomma che si rendano conto che qualcosa deve cambiare, perché sennò
se no siamo veramente messi male. Molto preoccupante questa situazione, e la Francia ultimamente ce l'ha dimostrato in pieno proprio. Non c'è dubbio. Go Donald go, potremmo chiudere così, via. Proprio assolutamente sì. Senti Oara, grazie mille di essere stata con noi. Ma Sierti, grazie a te per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori, un abbraccio Giovanni, grazie. Buona grazie giornata, a presto. Buona giornata a voi.